occupa di vetro perché è uno studioso noto a livello internazionale, però per chi magari non si occupa propriamente di vetro può essere utile sapere che Marco innanzitutto è un chimico, si è laureato a Padova e ha quasi subito, diciamo, preso servizio presso la stazione sperimentale del vetro di Murano, dove ha lavorato per oltre 30 anni. È stato poi anche professore a contratto dello UAB, dove insegnava chimica del restauro, e una volta pensionato è stato accolto nel laboratorio di analisi dei materiali antichi, sempre dello UAB, come ricercatore volontario. Abbiamo lavorato assieme per parecchi anni fino al 2022. Marco è anche uno dei pilastri delle giornate di studio che l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti organizza ogni anno in collaborazione col Corning Museum of Glass, con il Louvre e con molte altre istituzioni internazionali che si occupano di vetro, e ha una consuetudine, diciamo, lunga di collaborazione con storici del vetro, quindi con Rosa Barovier in primis, però anche con altri studiosi internazionali. Il suo lavoro è consistito soprattutto in una indagine archeometrica, ma anche in indagini di carattere storico, perché ha lavorato per esempio con Zecchin, Zecchin padre e Zecchin figlio, che hanno dato i contributi, diciamo, fondamentali dal punto di vista storico per la conoscenza del vetro veneziano. Diciamo che il suo contributo alla storia del vetro, a partire dalle analisi chimiche, delle conclusioni che consentono di trarre, è stato veramente importante, perché ha potuto per esempio attribuire con certezza a Venezia il vetro a filigrana che si dava invece prodotto in altre località europee, così come anche gli smalti vetrosi, smalti su metallo che si attribuivano a località francesi piuttosto che a Venezia. Ha studiato poi vetro rosso veneziano, si è occupato di vetro musivo, quindi ha studiato tessere musive di molti monumenti importanti, non solo a Venezia, per esempio per i mosaici di Torcello, di Santa Maria Maggiore di Torcello, ma anche di San Marco, ma si è occupato anche di vetri musivi di Betlemme e di altre località internazionali, e adesso sta studiando i mosaici del battistero di Santa Maria del Fiore a Firenze. Si è occupato anche di altri materiali, perché abbiamo studiato per esempio assieme i mattoni gotici veneziani, e un altro lavoro importante è stato quello sul blu egiziano, che è in assoluto il pigmento azzurro più importante dell'antichità, un pigmento artificiale, e le indagini, diciamo, scientifiche di laboratorio hanno consentito di identificare le materie prime di partenza e poi le tecniche per la produzione, diciamo, tecniche molto sofisticate per la produzione di questo pigmento, che nasce circa nel secondo millennio avanti Cristo e continua a essere adoperato sino alla caduta dell'impero, a essere prodotto e anche adoperato fino alla caduta dell'impero romano. Quindi direi che è la persona più competente e più adatta a introdurre il vetro di Venezia. Il titolo "I secoli d'oro del vetro veneziano" parlano chiaramente dell'argomento che tratterà questa sera. Grazie ancora per aver accettato. Io ringrazio per l'invito, che ho molto apprezzato come veneziano, veneziano, e come, diciamo, un conoscitore, stimatore. Io non volevo interessarmi di vetro, io mi ero laureato in chimica organica e avevo altri interessi verso la biochimica, eccetera. Poi
l'amore anche per la città, quando un amico mi ha detto guarda che c'è un concorso a Murano per far cosa? Il vetro, vabbè, e lì ho cominciato, mi sono appassionato e continuo ancora a studiare. Ecco, il titolo di questa presentazione forzatamente breve, in realtà io l'ho copiato da una mostra che c'era stata nel 1979 a Londra sul vetro, e parlava del secolo d'oro del vetro veneziano, che sarebbe il XVI secolo. Io l'ho allargato perché adesso quello che presenterò in realtà sono 2 secoli proprio d'oro del vetro veneziano, e se vogliamo avvicinarci a noi ci sono stati altri momenti molto importanti nella storia, di cui non parlerò, che però sono molto importanti, nella seconda metà dell'Ottocento, nella seconda metà del Novecento, con gli artisti più famosi, Seguso, Barbini, eccetera. E il vetro di Murano è ancora in funzione, con grande meraviglia e stupore. Forse è l'unica attività industriale che esiste ancora a Venezia, perché al di là dell'università, del turismo, e questo turismo che sta assediando l'isola, perché sono andato un mese fa, mi hanno chiamato per degli scavi che stavano facendo, e scavi sono per fare un albergo, e pian piano purtroppo vetrerie che chiudono. Ecco, la realtà di oggi è ancora viva, devo dire, anche se le dimensioni si sono molto ridotte, cioè da vetrerie, se pensate le conterie, cioè la fabbrica che produceva perle, negli anni 50 del secolo scorso aveva 2000 dipendenti. Le cristallerie Franchetti arrivavano anche a 4000 dipendenti nella prima metà del Novecento. C'erano stati altri motivi, diciamo durante il fascismo la chiusura internazionale contro l'Italia aveva concentrato a Murano anche una grossa produzione industriale, vetro per farmaceutica, lampadine, eccetera. Quindi non la Murano che conosciamo oggi artistica, ma proprio il vetro in generale. Questo vetro in generale era anche in questi secoli d'oro che sono dalla metà del XV alla metà del XVII secolo. Nessuno sapeva fare un vetro migliore di quello muranese. Farò qualche esempio per farvi capire. È già stata ricordata la figura di Luigi Zecchin. Quello che conosciamo oggi storicamente del vetro deriva da studi di archeologi, di storici, anche di chimici, di varie figure, varie formazioni, ma sicuramente chi ha messo ordine nella storia del vetro muranese è Luigi Zecchin, che ha pubblicato, l'unica cosa che non ha fatto è pubblicare un libro, ma ha pubblicato più di 200 articoli, soprattutto risultati dello studio presso l'Archivio di Stato di Venezia, e dimostrando con documenti quello che lui affermava e correggendo con documenti quelle che erano delle leggende, delle fantasie, dei copia e incolla che si facevano, facendo riferimenti a episodi, non a fatti storici, ma a sentito dire che, ecco, e quindi una figura, io me lo ricordo che appunto cominciavo a lavorare alla stazione del vetro, questa persona estremamente riservata. Questa è l'unica foto che sono riuscito a trovare, no? Era uno proprio schivo anche di carattere, che quando ha saputo che c'era la possibilità di analizzare piccolissimi frammenti di vetro veniva periodicamente alla stazione del vetro, di cui è stato anche consigliere dell'istituto, e portando questi frammenti che venivano trovati in laguna. E su questi frammenti poi si è costruita un po' la storia, anche con le attuali conoscenze del vetro di Murano. Ecco, quali sono i punti importanti del vetro di Murano?
Intanto una tradizione che comincia dal 1982, almeno formalmente. Il primo documento parla di un fiolario, quindi di un vetraio che ha litigato con qualcuno e quindi questa denuncia, questo scontro che non aveva nulla a che fare col vetro, però ci dà testimonianza che c'era una produzione, una lavorazione, attenzione, una lavorazione del vetro, non produzione probabilmente, già nel 1982. E direi che è continuata ininterrottamente fino ad oggi, cioè anche nel periodo di crisi peggiore con la fine della Repubblica non si è mai interrotta questa tradizione. Da Venezia alla fine del XIII secolo l'attività è stata spostata a Murano e concentrata a Murano, sicuramente per motivi pratici, il rischio di incendi, poi si favoleggia anche sui segreti che venivano custoditi meglio, però di fatto questa realtà di Murano ha continuato ad esistere resistendo ai cinesi, il vetro cinese, insomma ne ha viste di tutti i colori, però continua. Ecco, quindi un punto fondamentale direi è la bravura delle maestranze, cioè la capacità di realizzare degli oggetti unici e insuperati. Poi la qualità del vetro, di questo farò un paio di esempi, la varietà dei prodotti, ripeto, Venezia non era, Murano non pensiamola come oggi, un centro che produce solo vetro artistico, producevano tutto quel che serviva di vetro anche per altre applicazioni, per farmaceutica piuttosto che di uso comune, di vetri che servivano per misure, di lenti. Ecco. Poi l'invenzione di nuovi vetri e lì c'è stato questo boom che io penso vada in qualche modo cercato, questo rinnovamento che si è concentrato tra la fine del 400 e la prima metà del 500 nella fine di Bisanzio. Cioè io penso che dei segreti di vetri particolari Venezia li abbia acquisiti in qualche modo, solo che del vetro bizantino sappiamo se non poco, quasi niente, pochissimo. E quindi per me è impossibile che in 50 anni ci sia state talmente tante invenzioni e innovazioni e non prima e neanche dopo, se vogliamo. Bene, di queste l'ultimo, ma sicuramente il più importante, è la Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia ha protetto, incoraggiato, stimolato, servito il vetro di Murano. Servito in che senso? La Repubblica garantiva le materie prime, garantiva la migliore qualità delle materie prime disponibili e obbligava ad usare la migliore qualità delle materie prime. Quindi c'era un'attenzione molto particolare dello Stato, della Repubblica di Venezia verso questa attività. Quelli che noi oggi diciamo un po' definiamo come battidori, cioè quelli che fermano i turisti e li portano a Murano volenti, è un'invenzione della Repubblica. Cioè la Repubblica, quando arrivavano personaggi importanti, una delle cose che faceva obbligatoriamente li portava a Murano a vedere, e questi lasciavano dei ricordi incredibili. Il re di Danimarca che ha addirittura acquistato poi quantità gigantesche, ma le corti d'Europa volevano avere i vetri di Murano, quindi c'era e questo non era solo per la bravura, ma c'era anche questo, io direi, marketing, questa efficacia e questa valida interazione tra il vetro di Murano e la Repubblica, che sicuramente lo ha fatto anche con altri materiali, con altre tecnologie di cui io non mi occupo, che però mi ha sorpreso anche a vedere quanti documenti sono rimasti, a vietare l'espatrio di maestri più bravi, incoraggiare quelli che volevano venire qua a insegnare qualcosa, cioè un lavoro molto, molto bello e approfondito.
Ecco, come si faceva il vetro a Murano? Come in tutta Europa, diciamo, in quel periodo, diciamo, ripeto, tra la metà del 400 e la metà del 600, c'erano essenzialmente due materie prime per avere tre componenti del vetro. Il componente principale è la silice, che oggi a Murano chiamano sabbia, ma non è che si può usare qualunque sabbia. È il quarzo, il minerale che viene utilizzato per far vetro. Questo è il Ticino. Quando i veneziani hanno capito che i ciottoli del Tesino, cioè questi ciottoli quarziferi, era la miglior silice disponibile sul mercato, hanno preso i ciottoli del Tesino. Con liti furibonde con gli Sforza, i Visconti, con minacce reciproche: se non mi dai quello non ti do i ciottoli del Tesino, e viceversa. Ecco, però quindi con costi, problemi di trasporto, di trasformazione, cioè i ciottoli dovevano essere arroventati, buttati in acqua, riarroventati, questo procedimento veniva ripetuto, poi polverizzati per avere la sabbia, la polvere fine. Questo è un esempio. Si trovano ancora, per dire, ricette che usano i ciottoli del Tesino alla metà dell'Ottocento, quando ormai si conosceva benissimo le sabbie francesi che avevano, diciamo del nord Europa, che avevano una qualità di gran lunga superiore. Però era talmente importante la tradizione del vetro che alcuni continuavano a farlo in quel modo. I vetrai sono una categoria molto conservativa, perché c'è molto empirismo nella produzione del vetro e qualunque piccolo cambiamento è la cosa più temuta che ci sia. E questo la Repubblica l'aveva capito e cercava di garantire una stabilità delle materie prime e una stabilità del flusso di queste materie che serviva. L'altro componente è un fondente, la silice fonde a temperature molto elevate, e dal VIII-IX secolo in tutta Europa si cominciò a usare la cenere di piante. Quali piante? Le piante cosiddette alofite, sono piante litorane, le vediamo, chi va lì a farsi una passeggiata, io vado spesso perché mi piace, queste piante che crescono ai limiti verso San Nicolò soprattutto, che sono dei cespugli che poi in autunno si asciugano, come rotolano via, sembrano un film western il colpo di vento nel paese e questi cespugli che rotolano. Ecco, quella era la Salsola cali. Questa prodotta a Venezia non ha mai funzionato bene perché ha bisogno di temperature, di terreni, di situazioni particolari. La migliore proveniva dal Levante. Ecco, le ceneri di queste piante hanno dentro la soda e il carbonato di calcio nelle proporzioni giuste per fare vetro. Quindi con due componenti, questa cenere di piante e di queste piante e la silice, si faceva vetro. Nel nord Europa non si usava questo tipo di piante, si usavano ceneri di piante continentali, la felce, del faggio, però erano ceneri molto più contaminate da elementi coloranti come il ferro e il manganese e instabili, cioè a seconda se uno bruciava la corteccia piuttosto che il tronco, piuttosto che i rami, variava la composizione, il rapporto tra calcio e potassio in questo caso. E quindi lavorare il vetro diventava più difficile. Certi vetri lavorati male, che si vede nel nord Europa, non era che fossero meno bravi magari i maestri vetrai, è che avevano un vetro molto più difficile da lavorare, più scadente. Quindi le provenienze erano il Levante, quindi diciamo Libano, Israele di oggi, o l'Egitto. Più tardi arriva la Spagna, con la Spagna e il sud della Francia. I veneziani l'hanno usata per disperazione. Quando importare queste ceneri dalla Siria, come le chiamavano loro, al lume di Siria, è diventato impossibile per i commerci, ha dovuto utilizzare la cenere di Spagna, però la qualità scadeva.
I forni erano, diciamo, questo è un esempio più tardo, in realtà i forni non se ne sono salvati, e comunque erano alimentati a legna, boschi prima si portava legna da Treviso, poi da altre località. Diciamo sicuramente il vetro ha contribuito alla scomparsa di parecchie foreste, perché aveva bisogno di quantità enormi di legname, e quando la fusione viene fatta a temperature attorno ai 1200 gradi. Ecco, fino a un certo punto, e qui arrivo alla prima, diciamo, invenzione che è la fondamentale, fino a un certo punto Venezia, nei documenti appunto pubblicati da Zecchin, parlava di due vetri, il vero comune e il vitrum blancum. Allora, il vero comune era un vetro, quello che noi consideriamo una bottiglia, non so, d'acqua minerale, cioè un verdino, leggermente colorata, con delle tonalità, trasparente, mentre il vitrum blancum era un vetro perfettamente decolorato. Ecco, una delle fantasie, si dice, se il vetro è bello lo ha fatto Venezia, se è brutto, quindi tipo un vetro verdastro, l'hanno fatto in Germania, l'hanno fatto da altre parti. Falso. I veneziani producevano tranquillamente vetro brutto su richiesta dei tedeschi, di chi voleva, per esempio questi vetri Pront Glass si chiama, e questo è un frammento trovato in laguna che dimostra come anche i veneziani lo producevano, perché c'era richiesta di quel colore, di quella tipologia di vetro. Sapevano produrre un po' di tutto, però se guardate il vetro sotto, questo qua, vedete che è grigio, perché diciamo, la quantità di coloranti che ha dentro deve essere compensata, si usava il manganese, ma il compensare toglie il colore, per cui in effetti non ci sono tonalità di colore, però il vetro diventa grigio. Bene, alla metà del 400 compare un termine assurdo, perché nei documenti si parla di cristallo. Il vetro non ha nulla a che fare col cristallo, ma si riferiva al cristallo di rocca e alle sue qualità ottiche, cioè un materiale talmente puro, talmente trasparente, poco grigio, e quindi che non si vede, da meritare il nome di cristallo. E questo nome è rimasto per 2 secoli l'assoluto riferimento europeo, cioè tutti volevano il vetro, il cristallo veneziano. Ci sono dei testi bellissimi citati anche da Zecchin, uno storico inglese, che adesso non mi ricordo il nome, che dice: ma se è possibile, insomma, i nostri giovani che bevevano la birra e il vino nelle pinte di ceramica o di metallo, adesso vogliono berlo nei vetri veneziani, ma ve par permesso, insomma, era diventata una cosa, il telefonino di qualche anno fa, diciamo, una moda per cui tutti volevano, e questo ovviamente orchestrato abilmente anche dalla Repubblica Veneta. Pensate che il segreto per fare questo vetro, che è un segreto tutto sommato tecnologicamente non eccezionale, è stato conservato fino alla fine del 500, cioè per un secolo solo Murano ha saputo realizzare questo tipo di vetro. Solo dopo si è capito qual era un po' il segreto, ed è stato superato poi nel 600 dal vetro di Boemia e poi dal cristallo al piombo inglese. Ecco, qui vedete un esempio, 2 vetri, tutti e 2 bellissimi, perché Venezia ha continuato a usare anche questo vitrum blancum, che lo vedete alla vostra sinistra, e questi sono 2 calici, diciamo, i più raffinati, che prodotti agli inizi del 500, sicuramente veneziani, attraverso le analisi si è anche dimostrato, e vedete la differenza nell'aspetto del vetro. Quindi questo non colore, questa anche leggera brillantezza in più, era proprio del cristallo veneziano. Ecco, interessante che questo vetro non ha riguardato solo l'arte, ma ha riguardato anche una delle invenzioni più importanti di un italiano, che è Galileo, che si trova a Venezia nel 1609.
nel 1609 lui fabbrica un aggeggio che si chiama telescopio, in sostanza un cannocchiale. Giravano già degli aggeggini che erano dei giocattoli con 2-3 ingrandimenti che provenivano dall'Olanda. Erano stati inventati 2 o 3 mesi prima, quindi una cosa incredibile. In 2 o 3 mesi arrivati a Venezia, ma erano considerati come delle curiosità. Galileo, che aveva dei fondamenti scientifici, ha capito le potenzialità e da 3 ingrandimenti li ha portati a 25. Quindi offrendo uno strumento di studio, anche militare se vogliamo. Quindi lui il 21 agosto 1609 porta degli amici importanti sul campanile di San Marco e gli fa vedere le meraviglie che si vedono con questo tubo che ha 2 lenti sostanzialmente. Bene, dopo 3 giorni lo presenta al Doge, che gli raddoppia lo stipendio, insegnava a Padova, gli garantisce una serie di vantaggi. Galileo afferra l'importanza, però dice vorrei un vetro ancora migliore, quindi dopo un anno va a Firenze dai medici, i quali costruiscono solo per lui una fornace con vetrai eccetera. Per 3 anni non sappiamo nulla. Dopo 3 anni Galileo torna a comprare vetro a Venezia. Vuol dire che un vetro meglio di quello che si faceva a Venezia non si riusciva a fare neppure una persona, come dire, un ricercatore che quindi sapeva cosa voleva come prodotto. Bene, dove prendeva il vetro Galileo? Prendeva i ritagli degli specchi. Gli specchi che erano stati inventati da poco, dopo vi mostro qualcosa, venivano lavorati, quindi soffiati le lastre a Murano, poi venivano portate a Venezia e a Venezia venivano lavorate e il vetro era il cristallo famoso. Quindi Galileo con questo vetro è riuscito a evitare distorsioni eccetera che gli altri vetri invece avevano e quindi è riuscito a creare uno strumento che sarà superato solo alla metà del 600 appunto col vetro boemo, che ha una qualità ancora superiore. Un contributo importante per capire il vetro veneziano viene dalle analisi. Le analisi, di cui vi salvo immediatamente dalla complessità, però in sostanza le analisi poi vengono confrontate con i ricettari e quindi con le materie prime che venivano usate, si creano delle basi di dati e questo ci permette di risalire, quindi anche piccoli frammenti che come dire, hanno scarso valore per questo tipo di indagini hanno avuto un'importanza fondamentale. Allora, qual era il segreto di questo cristallo di Murano? Il segreto era sostanzialmente che questo è un diagramma del ferro contro l'allumina, i quadrati vuoti, i quadrati bianchi sono il cristallo, vedete che si vanno a posizionare dove c'è meno ferro e meno allumina, cioè c'era la miglior sabbia disponibile, ma soprattutto riducevano il ferro depurando il fondente con un processo che poi lo vediamo anche in questo diagramma, dove oltre al ferro diminuiscono calcio e magnesio, che sono i componenti delle ceneri assieme al sodio. Chi ha tentato di imitare ha preso le ceneri, le ha depurate e si è trovato con un vetro che si scioglieva esposto semplicemente all'aria, perché se non c'è calcio e magnesio il vetro non è stabile. Evidentemente i veneziani erano riusciti a mescolare nei rapporti giusti le ceneri tal quali e le ceneri depurate, fino a ottenere un prodotto otticamente di qualità migliore, ma stabile all'ambiente. Ecco, questo vetro di base, questo cristallo, ha permesso poi di ottenere una gamma di colori incredibile. Il Sabellico dice non c'è nessuna pietra preziosa che i vetrai veneziani non sappiano imitare, ma la qualità, questo colore, questa bellezza delle pietre deriva sempre da questo vetro cristallo, un vetro puro che nessun altro sapeva produrre. E questo vetro esalta anche i colori, ecco,
quindi lo troviamo anche in vetri colorati nel blu per esempio, oppure anche nel bianco opaco. Il bianco opaco, che oggi chiamiamo latimo, che si trova anche nei documenti, il suo primo nome era vetro porcellano. Questa è un'altra delle grandi invenzioni dei muranesi, che non hanno inventato il vetro, perché il vetro bianco opaco esisteva da secoli e secoli, però veniva usato dai romani, hanno fatto delle cose stupende col vetro bianco opaco, diciamo, hanno imparato a soffiarlo, lo hanno adattato per essere soffiato. Perché? Perché agli inizi del 400 a Venezia, come in tutta Europa, arrivano le prime porcellane a prezzi strepitosi, però tutti vogliono averle e nessuno sa farle. La porcellana europea è una scoperta di 3 secoli dopo, 1710, 1711. Ai veneziani non è parso vero di inserirsi nel mercato e di imitare le porcellane con un vetro bianco opaco che ha avuto un successo di per sé molto importante. Anche qua la base era di nuovo il cristallo, perché se noi facciamo il vetro bianco con un vetro di base verdino, il bianco risulta sporco. Qui invece dava un bianco molto puro, che poi poteva essere colorato. Questo è uno dei pezzi più importanti, si trova al British Museum, rarissimo, con questa colorazione particolare. Ecco, Lazzarini, prima Lorenzo aveva accennato all'invenzione della filigrana, quindi 1450 invenzione del cristallo, 1527 la richiesta di avere un brevetto sulla filigrana immediatamente un altro successo strepitoso, perché se prima tutti volevano avere i vetri di cristallo, adesso tutti vogliono avere il vetro a filigrana veneziano. Successo che è stato imitato solo una cinquantina d'anni dopo nel cosiddetto vetro Fasson de Venezia. Un'altra invenzione è il vetro girasol. La base di questo colore non è veneziana, perché è un vetro al piombo questo, quindi nord europeo, però i veneziani hanno saputo ottenere questo risultato di un vetro traslucido che diventa azzurro in luce riflessa e giallino in luce trasmessa, e che quindi crea questo, lo chiamavano girasol perché a seconda di come uno guardava l'oggetto lo vedeva azzurro piuttosto che giallo. Un'altra invenzione importante sono gli specchi. Gli specchi, come vedete questo esempio, con la soasa, cioè con la cornice, sono del 700. Però gli specchi, in quanto materiale piano riflettente, è un altro brevetto del 1507. Due fratelli muranesi chiedono un brevetto. Perché? Perché era venuto un francese a Murano alla fine del 400, questo chiede di poter aprire fornace a Murano, scandalo, non se ne parla proprio, c'è un foresto, mandiamo via. La Repubblica dice: se qualcuno viene a insegnarci qualcosa lo prendiamo, e lui insegna due cose: a soffiare lastre di grandi dimensioni, 1 metro per 1 metro, che era molto per quella volta. Insegna poi a fare il rosso trasparente, che i veneziani ancora non sapevano fare. Gli danno un permesso pro tempore, 6 mesi e dopo via. Intanto in 6 mesi, come si dice a Muran, in ruba coloccio, cioè guardando imparano le tecniche, e da quel momento questi chiedono il brevetto. È interessante che una quindicina d'anni dopo un certo Redor, che lavorava in Callelunga Santa Maria Formosa, che cito sempre perché io abito là vicino, lui spianava specchi di metallo e intuisce che se noi prendiamo questo vetro soffiato e aperto in una lastra e lo soffiamo abbastanza grosso per poterlo abradere e lucidare in modo da ottenere facce piane e parallele, e applichiamo poi il film riflettente, si ottiene degli specchi insuperabili. Quindi vetro cristallo, la capacità di spianare questi artigiani di Venezia che lavoravano prima sugli specchi metallici,
la capacità di mettere il film riflettente, altra invenzione del nord Europa, cioè il coincidere di queste cose ha portato a un'invenzione che ha portato una barca di soldi a Murano e all'industria vetraria e artigiana. Saranno superati come dimensioni solo nella seconda metà del 600 dai francesi, che erano stufi di pagare cifre folli per avere il vetro di Murano e imparano a farlo meglio. Però con la caduta della Repubblica c'erano due cose che i veneziani, la quantità di vetro prodotto al momento della caduta della Repubblica era superiore a quello prodotto durante il Rinascimento. Quindi alla fine del Settecento si produceva maggior quantità di vetro rispetto al periodo e ai secoli d'oro. Cos'erano questi vetri? Specchi di piccole dimensioni e perle in quantità incredibile, soffiate come queste, oppure ricavate dalla canna, creando delle canne policrome, le cosiddette canne murrine, tagliandole e poi lavorandole in perle. Interessante, adesso sto studiando dei ritrovamenti fuori Venezia, in territorio veneziano, dove la canna veniva portata, tagliata e lavorata sfruttando la forza dell'acqua. Cioè nei mulini dei fabbri eccetera facevano questa seconda lavorazione a freddo di taglio e poi di abrasione e lucidatura di certe tipologie di pelle. Il tutto sempre insidiato dagli altri paesi europei, e quindi il vetro Fasson de Venise, che è un altro mondo gigantesco a parte, e niente, io penso che abbiamo finito per oggi questo excursus. Grazie. Grazie mille, vedo che queste conclusioni tecniche, diciamo, sono molto affascinanti e sarebbe bello saperne di più. Chiaramente, diciamo, il tempo è sempre tiranno, come si dice. Comunque abbiamo avuto, diciamo, molte informazioni su quello che è successo a Venezia, quest'arte, diciamo, che è veramente veneziana al 100%. Non so se ci sono delle domande o delle richieste di precisazioni. No, volevo sapere le lastre di vetro che diceva che il francese le ha insegnate a Murano. E quindi le lastre fatte in queste dimensioni sono nate in Francia o erano già... Diciamo, in realtà dimensioni molto grandi le facevano anche i romani. I romani le facevano per colata, una tecnica particolare. Poi la tecnica è andata persa e poi, diciamo, è rinata una tecnica della lastra di vetro con il nascere delle vetrate artistiche delle chiese, e parliamo quindi dell'arte gotica, e quindi dal IX secolo in poi, ed è quasi tutto nel nord Europa. Venezia, quando ha dovuto fare una vetrata, quella di San Giovanni e Paolo, non si sono entusiasmati i muranesi, perché il profitto sul fare delle lastre colorate non era tale da attirarli, in un momento in cui facevano specchi, attenzione, per esempio la Repubblica obbligava le vetrerie a fornire a chi lavorava gli specchi, alla seconda lavorazione, la quantità che loro richiedevano. Siccome c'era una richiesta enorme, erano obbligate prima a fornire gli spezzeri e poi, se avanzava il tempo, facevano anche altre cose. Si trattava di soffiare dei cilindri, questa è la tecnica lorenese, che io penso sia nata appunto attorno all'VIII-IX secolo, poi è stata perfezionata, dei cilindri di dimensioni importanti che venivano quindi soffiati, scalottati, tolte le due estremità, incisi lungo l'asse, e poi a caldo venivano distese queste lastre. La genialità veneziana è stata nell'usare un vetro di qualità superiore, appunto il cristallo. Secondo quindi prima del gotico. Come? Quindi prima del gotico. Sì, ma addirittura probabilmente gli stessi romani, dopo i primi vetri, che sono quelli che si trovano a Pompei, Ercolano, fatti per colata, erano passati già a soffiare il cilindro.
E poi però di dimensioni importanti appunto è la Lorena, il Nord Europa che riesce a fare questo. Quindi Scusi, c'era un signore dietro forse. No, io volevo solo chiedere, ma perché il Museo del Vetro di Murano non spiega queste cose e fa solo vedere, i campioni, ma non diciamo, la storia, la tecnologia. Lei ha un'età per cui se lei è stato al Museo Vetrario 30 anni fa, c'era tutte le spiegazioni tecnologiche preparate. No, non sono veneziano, io non sono andato 30 anni fa. C'erano tutte le spiegazioni con quello che ho spiegato un po' io, diciamo anche con degli esempi, già dall'entrata, poi sulle scale, perché c'era stata una mostra a Palazzo Grassi nel 1982 per i 1000 anni del vetro di Murano. E c'era una sezione tecnologica che poi era stata portata al Museo Vetrario. E adesso non c'è più. Non c'è più. Non... È sparita. È sparita. Io volevo chiedere una precisazione rispetto alla domanda, alla risposta che hai dato alla domanda. Ma quindi le vetrate comunque di San Giovanni e Paolo non si facevano a Venezia perché non erano economicamente convenienti? No, i veneziani le hanno fatte. In realtà è interessante anche là. Adesso hanno messo una vetrata protettiva esternamente, quindi non si vede più. Però finché non c'era si vedeva bene dei vetri che erano bianchi esternamente. Guardandoli dal campo si vedeva come delle macchie bianche, quelli erano vetri corrosi. Se lei andava all'interno a vedere quei vetri che colore avevano, erano tutti rossi, perché i veneziani non sapevano farli. Li prendevano al fotego dei tedeschi. Però nel nord Europa si faceva un vetro di qualità decisamente più scadente e quindi il vetro si è corroso e quell'aspetto bianco era proprio corrosione del vetro che si trova. Perché da noi sono lunghi in realtà, no? Quando si entra nelle chiese nostre gotiche. Beh, diciamo da noi i grandi cicli di vetrate sono stati fatti da vetrai tedeschi o del nord, Assisi, Firenze, anche il Milano. I grandi cicli, diciamo, non c'è stata una tradizione, poi si è impiantata anche qui perché anche a Firenze poi producevano vetrate eccetera, ma la tecnologia in sé era nordica. San Giovanni e Paolo? Sì, la grande vetrata è l'unica rimasta, diciamo, ce n'erano anche altre, alcune sono conservate qui di fronte all'Accademia. Sono esposte 2 o 3 vetrate molto danneggiate e quella è un misto, San Giovanni e Paolo, tra vetro veneziano e vetro nordico per i colori che Venezia non sapeva fare, quindi i rossi, essenzialmente, rosso trasparente. Volevo ancora dire a proposito del vetro di Boemia, no? Ecco, è un altro tipo di vetro rispetto a quello fatto a Venezia, non è tanto un miglioramento, si tratta proprio spesso di un altro modo di far comunicare il vetro. Diciamo la qualità era enormemente migliore perché loro hanno cominciato a far vetro depurando le ceneri potassiche e quindi ottenendo della potassa e poi lo hanno stabilizzato aggiungendo o piombo o del carbonato di calcio. Quindi il vetro moderno come lo intendiamo oggi lo hanno inventato loro con 3 componenti invece di 2. Costava enormemente meno rispetto al cristallo perché non usavano più le ceneri importate dal Levante, quindi c'è stato proprio un cambiamento al punto che primi del 700 un tizio, adesso non mi ricordo il nome, ottiene il permesso di importare i rotti de Boemia, cioè rottame di vetro dalla Boemia. Per una ventina d'anni Murano lavora vetro di Boemia. È interessante che poi lo adattano perché il modo per soffiarlo richiedeva che fosse più tenero, quindi cambiano un po' la composizione. Imparano poi a farlo e continuano a farlo fino all'800. Ma da quello che ho saputo sempre io, cioè, a mio modo, sono le mie competenze,
il vetro di Murano è un vetro che ha eliminato il piombo, cioè anche il cristallo stesso, no? Allora, il cristallo è nato senza piombo. Senza piombo. Senza piombo. Poi hanno continuato a chiamare cristallo di Boemia e aveva il piombo dentro e lo producevano a Murano. Oggi quello che chiamano il cristallo di Murano è un vetro senza piombo, molto simile a quello del 500. Mentre il cristallo al piombo è un vetro più bello, tra virgolette, perché ha un indice di rifrazione superiore, però che non dà le stesse possibilità, per esempio, nel soffiare il vetro, nel lavorarlo rispetto a quello tradizionale. Murano è tornata al cristallo tradizionale, ma era passata attraverso il cristallo al piombo e il cristallo potassico Boemia. C'è una domanda? Sì, intanto grazie per questa grandissima visione dell'innovazione soprattutto, che è una cosa importante. Io ho una cosa che non riesco a capire, e non so se lei abbia qualche informazione. Qualche anno fa c'è stata una grossa ricerca dell'Università di Basilea, hanno avuto dei fondi per capire, assumendo anche dei ricercatori veneziani, per capire qual è stato l'impatto del vetro per Venezia, per la cultura veneziana. Hanno passato tutti gli inventari del 500 possibili e immaginabili e non c'è quasi ombra di vetro nelle case. Lei ha ragionissima che lo esportavano in tutta Europa, in tutto il mondo, però pare che... Attenzione, perché se andiamo al Louvre e troviamo un sacco di vetri veneziani. Chi è che li ha messi dentro? Collezionisti. Difatti, diciamo, io sono stato coinvolto in questa ricerca perché a quel punto non si sapeva più se quel vetro era veramente veneziano o Fasson de Venise. Perché? Perché le grandi collezioni dei musei si sono create attorno alla metà dell'Ottocento, prima metà. Quando Venezia, la Repubblica, è finita, il mercato antiquario è crollato, perché è arrivata talmente tanta roba sul mercato da Venezia. Hanno vuotato tutto, compresi i vetri, ce n'erano, non so, con i simboli dei Tiepolo, eccetera. Adesso lei li trova dispersi, li hanno comprati i Rothschild, li hanno comprati i grandi collezionisti e oggi sono nei musei. Però negli inventari del 500 stranamente veramente è una cosa che non c'è. Questo mi pare strano, perché bisognerebbe vedere questi libri di Zecchin che ho citato, perché lui parla molto di inventari. E poi anche il figlio Paolo che ha continuato la ricerca. Riporto Sì. Ma mi sembra ancora che lei giustamente abbia accentuato il fatto che nel 500 si faceva qualsiasi tipo di vetro anche a Venezia, non soltanto quello artistico, no? Come prodotti, sì. Si conduceva di tutto. E secondo così, quello che posso sapere io, è la contrapposizione tra vetro artistico e vetro vetrate a un certo punto comincia nella seconda metà del 600 con le grandi Saint-Gobain, col vetro, le grandi vetrerie che i francesi potevano permettersi anche per ragioni logistiche, perché essendo questi laboratori di Murano, avendo degli spazi ristretti, quello che i francesi dicono, cito, era un Claude Prix, la Saint-Gobain, no? È una grossa tesi fatta in Francia, è quale vede inizia come la seconda metà del 600 la Francia supera Venezia e gli vetri Fasson de Venise, no? E restano appannaggio di un vetro artistico, mentre la Francia va in un'altra direzione. Sì, ma tutto il mondo è andato in un'altra direzione, perché la Francia, per esempio, per gli specchi è diventata, perché invece di farli da 1 metro per 1 metro, li faceva 2 metri per 2 metri, certo, colando con una tecnica completamente diversa, che sarebbe stato probabilmente impossibile realizzare a Murano, proprio anche perché per gli spazi. Li ha presi da Venezia per specchi. I primi sì, e poi li ha fatti meglio, c'è poco da fare. Dei segreti che sono andati. Sì. Però poi ha migliorato. Gli inglesi hanno inventato la volgarissima bottiglia da vino e li producevano come? In forni a carbone a prezzi
completamente stracciati, hanno inventato il colore verde, quel verde giallo della bottiglia da vino. Venezia ha tentato e ha mollato subito perché ha visto che no. Cioè è nata l'industria nella seconda metà del 600. Sì, però c'è da dire, mi scusi, una cosa: Venezia sui segreti delle lavorazioni era proprio chiusa, cioè aveva fatto una serie di leggi per cui sì, però sono dimentichiamoci espatriati fior di esatto, maestri. ma però scappavano a quelle che, cioè, il discorso è un po' complesso, comunque esatto, non è che Venezia diciamo, ha mantenuto questa porosità, diciamo, verso l'esterno, di cercare di portare dentro invenzioni nuove e di non far uscire quello. Era molto, ha valorizzato, severa, ha valorizzato molto bene. Piuttosto condannava una persona che ancora a vantaggio del segreto, diciamo. Una domanda, lei Di questo sono sicura. Dentro girasole e un vetro opalino è la stessa cosa, sono due cose diverse? Allora, il vetro opalino in realtà sono due vetri, che è questo. Viene chiamato opalino il girasole, che ha questo effetto, ma anche un vetro che è traslucido, come questo, ma non ha questo effetto, si chiama un effetto dicroico, questo, di cambio di colore a seconda di come viene riflessa o trasmessa la luce. È la dimensione dei cristalli che è diversa. Bene, grazie. Ancora una. Se posso. Intanto complimenti e grazie. Una curiosità sull'impiego del vetro nell'edilizia storica, tema su cui mi sono ribattuto. Verso la fine del 1400 abbiamo delle raffigurazioni come per esempio il sogno di Sant'Orso del Carpaccio con dei vetri a rui fissi nell'imbotto giurale degli archi. Pochi anni dopo abbiamo il miracolo della croce nel Rio di San Lorenzo, del Bellini, e mi chiedo, secondo lei, secondo la sua esperienza, la diffusione del vetro nell'edilizia storica, sia come vetrata fissa sia poi come inserimento negli altari mobili, più o meno quando si può datare? Perché se compare già alla fine del 400 vuol dire che quella è una tecnica che usa prima. C'è anche in dipinti del 300 si vedono vetri a rui, finestre fatte con i vetri a rui a Venezia, quindi è precedente. Per fare queste finestre che dice lei ci vogliono due cose, il vetro e il piombo che viene che quindi trafilato e poi tiene. Il piombo trafilato è del IX secolo, quindi io penso che dal IX secolo in poi inizialmente erano sicuramente le vetrate delle chiese o di palazzi importanti, però poi si è passati, non so quando, probabilmente prima del 1300 ancora, a fare questi vetri che lasciano passare la luce ma non l'immagine, se vogliamo, no? Perché i rui uno non vede, cioè la luce passa ma non le forme, eccetera. Grazie. Bene. Grazie mille. Credo che ti toccherà tornare forse. Vuole continuare a rispondere.